Vuoi assaggiare una birra dove al suo interno scopri la specialità tipica friulana? Lumi Beer, il prodotto ricavato in 20 ettari di terreno coltivato orzodistico, biodiversità, performance ambientale. Lumi Beer nelle sue 5 versioni disponibili, 4 per consumo veloce e dissetante e la versione Magnum per intenditori. Lumi Beer si abbina a qualsiasi palato. Lumi Beer è un prodotto esclusivo Azienda Agricola Pancera, il buon seme, i buoni frutti. Comitel ricerca un programmatore per ampliamento organico. Luogo di lavoro Pordenone. Titolo di studio in ambito informatico. Buona conoscenza gestione database. Dimestichezza con linguaggi di programmazione, in particolare linguaggio C, Java, JavaScript, PHP. Per candidature inviare curriculum a info@mediatriveneto.com oppure telefonare allo 0434 31 63 25. Ben ritrovati gentili amici e amiche alla Visione all'Ascolto per quanto riguarda questa edizione flash del nostro web giornale. Dunque andiamo a vedere un po' delle notizie di cronaca in Friuli Venezia Giulia. Partiamo con il discorso legato al Iova Party perché c'è stato l'intervento da parte del questore di Udine. La gestione coordinata e interforze per garantire sicurezza e la salute ai partecipanti del Iova Beach Party a Lignano Sabbiadoro, che ha richiamato nella città balneare friulana 60.000 persone tra il 2 e il 3 luglio scorsi, è stata ineccepibile e sta facendo scuola in Italia, sia per coloro i quali organizzeranno i prossimi appuntamenti di giovanotti, sia per chi promuove mega concerti in generale. Lo ha affermato oggi il prefetto di Udine, Massimo Marchiesiello, facendo il punto sul funzionamento di una macchina complessa per un evento altrettanto complesso. Dopo un debriefing con tutti gli attori coinvolti sul campo della 2 giorni lignanese, questura, forze dell'ordine, capitaneria di porto, con la Guardia Costiera, Vigili del Fuoco, Comune di Lignano, Polizia Locale, Sores e l'organizzazione dell'evento. E adesso andiamo a vedere i numeri del Covid in regione. Su 7.322 test e tamponi sono state riscontrate 1.760 positività. Nel dettaglio 2.742 tamponi molecolari, 413 nuovi contagi, 4.580 test rapidi, 1.347 i casi. Le persone ricoverate in terapia intensiva sono 6, meno 1 rispetto a ieri, mentre i pazienti ospedalizzati in altri reparti sono 169, meno 6 rispetto alla giornata di ieri. Lo rende noto la Direzione Centrale Salute della Regione Friuli Venezia Giulia nel bollettino quotidiano. Oggi si registrano i decessi di 7 persone. Andiamo a chiudere con Gorizia, con un lieto evento che si svolgerà proprio nella capitale del Friuli orientale. Ziberna, il sindaco interviene, da Gorizia si alza una voce forte contro le discriminazioni, nessuna guerra può giustificarle. Mercoledì 13 luglio alle 21 nel giardino di Palazzo De Grazia per un evento aperto al pubblico a titolo gratuito fino a esaurimento posti disponibili. Oltre ad Anastasia, Carolina e Lidia Kosherian saliranno sul palco anche il soprano e violinista ucraina Veronika Foia e il chitarrista bulgaro David Diakov. Al pianoforte troveremo l'italianissimo Umberto Tristi. Questo evento ha un grande valore simbolico, lo sottolinea nella nota il primo cittadino Rodolfo Ziberna, perché vogliamo che parta da Gorizia un forte messaggio contro le discriminazioni verso qualsiasi popolo che mai, a mio avviso, possono e devono essere giustificati dalla guerra. E con questa notizia chiudiamo qui questa edizione flash. Come sempre ulteriori news sul nostro sito friulitv.net. Grazie per la visione all'ascolto. Non resta che augurare a tutti voi un buon proseguimento di giornata. Comitel ricerca un programmatore per ampliamento organico. Luogo di lavoro Pordenone. Titolo di studio in ambito informatico. Buona conoscenza gestione database. Dimestichezza con linguaggi di programmazione, in particolare linguaggio C, Java, JavaScript, PHP. Per candidature inviare curriculum a info@mediatriveneto.com oppure telefonare allo 0434 31 63 25.